Allora, stiamo parlando sempre di persone scomparse, persone adulte oppure minori, adesso torneremo un po' anche con la Presidente. Consigliera, la Regione che competenze ha? Perché poi quando si parla con i telespettatori abbiamo sempre questo grande problema. È la Regione, è il Comune, è lo Stato, è questo, perché non c'è chi, ovvio, tra i non addetti ai lavori non sono neanche tenuti a comprendere appieno, però lei dal Consiglio si è mossa e ha fatto questa istanza. Perché la Regione in che ambito si occupa relativamente a questi drammi? Beh, la Regione non ha delle competenze dirette, quello che noi demandiamo è tutto al Parlamento. Noi faremo dopo la mia proposta di legge andrà in aula, verrà discussa, mi auguro approvata da tutti i consiglieri regionali, perché credo sia un problema trasversale questo, insomma, no? Che non tocca appartenenza politica. No, assolutamente, credo proprio di no. E poi arriverà a Roma, dove non è la prima volta che si tenta comunque di modificare e di aggiungere e di implementare la legge di cui parlava prima la Presidente, che devo farle un appunto alla Presidente. La legge 203 del 2012, come diceva bene Daniela, è una grandissima legge, perché dice è vero è da migliorare, sì, ma è stato uno step importantissimo e merito dell'Associazione Penelope, perché prima non c'era questa legge, quindi lo voglio dire a voce molto alta, forte e chiara, è una legge di grande civiltà la legge 203, sì è vero a margine la Presidente dice bisogna migliorarla, lo stiamo facendo tutti. Io in Consiglio regionale, poi ci sarà, mi auguro, una buona filiera, ho colleghi parlamentari che so che hanno questa stessa identica sensibilità, perché ci siamo parlati, perché io ho detto che depositavo il progetto di legge e loro hanno detto noi lavoreremo in sinergia con te per portarlo avanti. L'importanza poi dei legami tra enti istituzionali è anche questa, portare a casa risultati, insomma. C'è parte del territorio per andare poi a livello nazionale. Certo, però è una grande legge, ecco, certo. Non voglio che passi il messaggio che l'ha un po' sminuita forse Daniela, ma nell'intento buono, nel senso di dire miglioriamola, ecco. Certo. Però ripeto, se non c'era Penelope questa legge non c'era, ecco. Quindi diamo anche a chi ha lavorato molto e per tanti anni la soddisfazione di dire io l'ho portata a casa questa legge, insomma. Assolutamente. Presidente, volevo chiedere un'altra cosa, per quanto riguarda la regione del Veneto, il nord-est, voi avete tutti i dati, non dico di sviscerarli perché non avrebbe neanche senso, ma qual è dove ci sono situazioni più pesanti, più gravi e dettate anche a che cosa? Aspetti un secondo che però è arrivato un messaggio che prima lo leggo. Curiosavo sul vostro sito, scrive un telespettatore o telespettatrice, non sapevo neanche della vostra esistenza e mi sono imbattuto sulle pagine delle persone scomparse e ho visto persone di oltre 80 anni scomparse dal 2017, ma è certo che non può essere un atto volontario. Come può essere sparito nel nulla qualcuno? Li cerca? Qualcuno li cerca? Purtroppo no. Le ricerche si fermano mediamente dopo 3-4 giorni dall'inizio. 3-4 giorni soltanto? Sì, sì. Le ricerche intese come coinvolgimento della protezione civile, diciamo, rimane aperta la pratica, perché la pratica di uno scomparso non viene mai archiviato, quindi al minimo segnale di una nuova notizia si riconvoca il tavolo e eventualmente si riprende una nuova sezione. E purtroppo noi come associazione continuiamo a proporre, a riproporre nelle varie scadenze del compleanno della scomparsa le foto con tutte le informazioni che riguardano la scomparsa di tutti gli scomparsi che seguiamo, e come noi anche altre associazioni, perché ovviamente queste persone non possono essere dimenticate. Il Veneto nella scala degli scomparsi si trova più o meno a metà, quindi non siamo in situazioni così gravi come la Sicilia e la Lombardia, però nel 2022 ci sono state 897 denunce.
Quindi insomma è un bel numero, è un bel numero. A livello regionale e con la regione si possono fare dei bei ragionamenti. Noi abbiamo chiesto a Silvia di intercedere presso il Consiglio regionale perché vorremmo un incontro per farci conoscere, perché leggere dei dati è una cosa, presentarsi come familiari è un'altra. Questo perché, secondo il nostro punto di vista, nel nostro piccolo, nel piccolo dell'alveo della regione, per quanto riguarda l'aspetto per esempio sanitario, qualcosina può essere fatto, come per esempio sensibilizzare i medici di famiglia laddove ci sono nelle case degli anziani che già magari hanno un inizio di demenza oppure di Alzheimer o di altra patologia, raccomandare per esempio l'utilizzo di dispositivi di rintraccio, perché non bisogna sperare sempre che l'anziano che fa sempre il solito giro torni a casa, arriva il giorno in cui non si ricorda più la strada di casa e non ritorna. Quindi fare prevenzione, sulla prevenzione si può lavorare. Così come per esempio un supporto psicologico nei centri di salute mentale, che può essere anche una serie di 4-5 colloqui con lo psicologo per i familiari e anche per gli scomparsi che ritornano a casa, perché ricordiamoci che il problema che porta una persona ad allontanarsi, lo stress, non si risolve con il ritrovamento. Molto spesso queste persone rientrano a casa e le famiglie si fanno carico di una situazione che è esplosa, magari era latente che è esplosa. Ecco, quindi maggior supporto sul territorio magari con dei presidi psicologici destinati ai ragazzi, agli anziani, alle famiglie che vivono un disagio. Ecco, si può fare, qualcosa si può fare a livello di prevenzione. Consigliera, vi ha lanciato un assist, un incontro da organizzare in regione, potrebbe essere interessante, e poi l'attività di prevenzione potrebbe essere, sì, effettivamente ci sono i dispositivi che potrebbero essere sia per le persone molto anziane, chi soffre l'Alzheimer, ma anche per i più piccoli, per i bambini. Vediamo i casi di quando si perdono al mare, una banalità, però intanto i genitori fanno anche un infarto nel frattempo. Sì, no, con l'associazione stiamo dialogando per attivarci sull'aspetto dei dispositivi che oggettivamente sono probabilmente in questo momento l'elemento più incisivo, soprattutto per gli anziani. Ma a volte non ci si pensa, è l'uovo di Colombo a cui non si pensa, è quello il fatto. È vero, a volte non si pensa, perché a volte ci si trova, non si pensa perché non può capitare a me. E invece purtroppo il dramma degli scomparsi è trasversale, cioè non è che ha un ceto, un'età o altro, è proprio trasversale. Io volevo, se mi permette però, aggiungere una cosa molto importante. Sì, siamo in chiusura, così fa anche la battuta terminale, prego. No, era solo una chiosa importante, perché l'associazione sta lavorando molto anche su quello che è il registro dei cadaveri che esiste, il registro nazionale che esiste, e sul quale anche su questo l'associazione si sta muovendo. Pensate che abbiamo, credo Daniela di essere corretta nella cifra, 2000 persone negli obitori in tutta Italia che non sono riconosciute, senza identità. Ecco, ed è un problema anche questo. Senza parlare dei sepolti senza nome che ci sono nei cimiteri italiani. Esatto. Anche sepolti senza nome? Sì. Mamma mia, e non è possibile creare un collegamento tra questi e nessuna persona? Noi abbiamo un caso particolare di cui ci stiamo occupando nel comune di Due Carrare, e abbiamo incontrato il sindaco, in particolare di una ragazza i cui resti sono custoditi in una cassetta di una nostra socia. Adesso se ci autorizzano andiamo a vedere nei registri che dati ci sono, e poi ovviamente con degli specialisti faremo esaminare ovviamente l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, perché non si può disporre, insomma, di un resto così. Vedremo se questa ragazza presenta dei dati che possono essere confrontati con quelli di una scomparsa.
Grazie al Presidente, io la ringrazio tantissimo, vi auguro buon lavoro, il vostro importantissimo lavoro. Ricordo ancora Penelope, Associazione Penelope Persone Scomparse. Grazie consigliera, veramente, avrei piacere ancora di parlarne, di averla ancora nostra ospite, molto tempi permettendo, perché sono tematiche, quelle di cui vi occupate, molto importanti, e anche non solo di questo, essendo poi in 5ª commissione, ce n'è da dire. Allora, buon lavoro anche a lei, cari telespettatori, grazie di averci seguito, aver partecipato. Rivedete grazie poi, a voi. Grazie Presidente, rivedete in replica la puntata nel nostro sito. Grazie. Grazie.